Giugno non è un mese caldo solo per le temperature, ma anche per le tasse. In vista della scadenza fiscale a fine mese, gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia dovranno versare all'erario, tra IRES, IRAP e IRPEF, circa 500 milioni di euro. È uno degli adempimenti più impegnativi dell'anno. In una fase in cui molte imprese devono fare i conti con una liquidità sempre più limitata, non si può escludere che numerosi contribuenti scelgano di rinviare il versamento al prossimo 30 luglio, una possibilità consentita dalla normativa, ma che comporta un aggravio dello 0,4% sull'importo dovuto. Gli evasori nella nostra regione sono decisamente pochi rispetto alla media nazionale. In Friuli Venezia Giulia l'evasione sfiora i 2 miliardi di euro all'anno, una cifra importante anche se la propensione, ovvero l'incidenza del mancato gettito sul totale incassato, è tra le più basse del paese. Tuttavia, grazie alle nuove tecnologie digitali oggi disponibili, è possibile colpire la vera evasione, quella che sottrae alle finanze dello Stato decine e decine di miliardi di euro ogni anno e che, come hanno più volte denunciato sia l'Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza, fa capo a soggetti e società infedeli al fisco che realizzano frodi IVA, utilizzano indebitamente crediti fiscali e occultano patrimoni e attività finanziarie all'estero. Per una regione orientata all'export come il Friuli Venezia Giulia, confrontare il carico fiscale con quello dei competitor è fondamentale. Ebbene, a livello europeo l'Italia è al quinto posto per pressione fiscale, dopo Francia, Danimarca, Belgio e Austria. Germania e Spagna registrano un carico fiscale nettamente inferiore.